Dolore e sgomento da parte del parroco di Gesù Lavoratore, Don Luca Biancafior, che con uno dei figli della vittima ha condiviso alcuni anni di seminario. Personalmente io sono vicino a Don Corrado e a Don Stefano, penso che, anzi sono sicuro che anche gli altri sacerdoti del Patriarcato di Venezia siano vicini a questi nostri due confratelli e ci auguriamo che venga fatta chiarezza, venga fatta giustizia nel tempo più rapido possibile. Quanto è accaduto è una tragedia che getta un'ombra su tutta la comunità di Marghera, allarga le braccia al parroco, siamo vicini ai figli come amici e come sacerdoti. Il patriarca in questo momento si trova in Kenya a visitare un altro nostro confratello che è lì missionario a Olmoran e da quello che la stampa dice ho visto che ha telefonato a Don Corrado per appunto esprimere la vicinanza sua e di tutta la Chiesa di Venezia. Purtroppo, conclude Don Luca, non si tratta di un fulmine a ciel sereno. Nella nostra comunità non è il primo omicidio né il primo episodio di violenza che si verifica da qualche tempo a questa parte. Di eventi per fortuna meno tragici di questo, ma comunque sempre di una rilevanza sociale importante, ne abbiamo avuti parecchi, a partire dalle baby gang fino appunto ad arrivare a quello di oggi. Questo pone una questione importante sulla sicurezza qui in città di Marghera e io spero che il sindaco, esattamente come ha fatto in via Piave, possa farlo anche qui, insomma, di venire a vedere la realtà nella quale noi cittadini ci troviamo a vivere ogni giorno.